3 giorni di piogge scroscianti senza registrare danni significativi. Meglio di così, alla Sardegna centro-orientale, messa in ginocchio da mesi di siccità, probabilmente non sarebbe potuta andare. E il primo beneficio evidente arriva agli abitanti e agli agricoltori della Baronia, dove la regione ha deciso di sospendere le restrizioni idropotabili e i divieti di irrigazione previsti dalla precedente ordinanza. E nel fine settimana la Protezione Civile ha anche approvato la modifica del livello massimo di invaso della diga di Maccheronis sul Rio Posada, da 40,5 a 42,3 metri. Gli imprenditori del comparto zootecnico della Baronia, dopo mesi di stenti a causa delle restrizioni idriche, possono tirare un sospiro di sollievo. La stagione irrigua per la primavera e l'estate 2025 è salva. Ora dobbiamo continuare a lavorare affinché si porti avanti un uso razionale dell'acqua, dichiara in una nota al presidente di Confagricoltura Sardegna Stefano Taras, che richiama anche l'attenzione della regione Sardegna sui lavori di interconnessione tra le dighe e i lavori di efficientamento della rete idrica Colabrodo, a causa della quale in Sardegna solo il 47% dell'acqua immessa nelle tubazioni arriva ai rubinetti. Una raccomandazione che era già stata lanciata sabato scorso ai microfoni di Tele Sardegna dalla sindaca di Fogni e presidente dell'Anci Sardegna Daniela Falconi. In tutto il Nuorese l'intero fine settimana per il comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stato scandito da decine di chiamate per i danni causati dalla pioggia e dal vento. Tra le città più colpite Nuoro, con interventi prevalentemente finalizzati alla messa in sicurezza, alberi caduti e pali pericolanti. Nel Cagliaritano è rientrato l'allarme a Villa Puzzu. Questa mattina è riemerso il guado sul Flu Mendoza sommerso dalle piogge delle scorse ore ed è attesa per l'incontro di questo pomeriggio alla provincia di Nuoro tra Banoa, Protezione Civile e i sindaci interessati dalle restrizioni idriche a giorni alterni programmate a partire dal 27 gennaio. Visto il livello di riempimento degli invasi che servono l'acquedotto di Ianeferu, soprattutto la diga di Govossai, il territorio confida perlomeno in un rinvio della disposizione.